Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando l'esperienza della cooperativa agricola Volpago. Prima abbiamo visto nell'altro allevamento che parte, diciamo così, dell'alimentazione la fornite voi. Qui che differenza c'è? Qui siamo nell'azienda agricola Rosato, le dimensioni aziendali sono diverse, quindi sono in grado di procurarsi gli alimenti direttamente. E allora parliamo dell'alimentazione di questi animali, ne parliamo con Marco Noventa che è l'alimentarista. Qui siamo nella cucina dove abbiamo a disposizione tutte le materie prime. Questo è l'orzo autoprodotto dall'azienda che viene fatto fioccare ed è un prodotto molto digeribile che apporta l'energia per far crescere i nostri animali. Questa è la farina di mais, sempre autoprodotta, apporta l'amido e insieme all'orzo apporta l'energia necessaria all'animale per ingrassarsi. Qui invece è il lino estruso, è ricchissimo di omega 3. Per l'uomo sono fondamentali perché gli omega 3 aiutano a combattere le problematiche dovute al colesterolo. Questi sono semi di soia tostata e fioccata e viene dato all'animale per apportare la proteina. La seconda fonte proteica che viene utilizzata nel razionamento di questi animali è il distiller di mais, è una materia prima no OGM, il mais viene fatto fermentare e otteniamo l'alcol etilico che viene utilizzato per fare la vodka. L'altra parte del prodotto che rimane viene essiccata ed è utilizzata nell'alimentazione dei bovini come fonte di proteina e indispensabile per lo sviluppo della massa muscolare. Questi sono dei pellet di polpa secca di barbabietola dove estraiamo lo zucchero che dopo troviamo nelle nostre tavole e questo è il prodotto che rimane, viene essiccato ed è quindi un'ottima fonte di zuccheri residui ma anche di fibra molto solubile ed è per questo che oltre alla polpa secca di barbabietola noi in razione utilizziamo anche della paglia di frumento. E in questi sacchi cosa c'è? Qui abbiamo tutta l'integrazione vitaminico-minerale che è indispensabile per l'animale associata a delle sostanze come il selenio e la vitamina E che sono dei potenti antinfiammatori e antiossidanti. Adesso vengono distribuite a volontà agli animali e ci darà alla fine del ciclo di macellazione un prodotto che è di qualità altissima perché gli insilati non ce ne sono, quindi non fermenta durante la giornata e questo è un vantaggio per la qualità delle carni che poi troveremo nel nostro piatto. E con Paolo Rosato parliamo invece del benessere animale. Come vedete ci sono i box in lettiera con paglia, i ventilatori per arieggiare gli animali, le reti antivento e sui box tutti gli animali hanno minimo 4 metri quadri a disposizione a capo. Sono più tranquilli, meno infortuni e secondo me anche una qualità migliore della carne. Grazie, adesso tocca a Renzo Gatto. Aloe. Ci sono vari tipi di aloe, aloe vera, aloe barbadensis, aloe ferox. La pianta dell'aloe cresce nelle zone siccitose, tanto è vero che nella parte centrale, quello che noi chiamiamo aloe gel, non è altro che anche una riserva d'acqua per la pianta. L'aloe che noi utilizziamo consta di due parti, la parte esterna e la parte interna. La parte interna è la cosiddetta aloe gel, non è altro quest'ultimo che una componente molto ricca d'acqua e ricca anche di alcune sostanze come l'ace mannano. L'ace mannano è una sostanza antinfiammatoria e sembra deputata anche di un effetto immunostimolante. Mentre nella parte esterna ci sono delle sostanze il cui nome è un po' complicato, sono antrachinonici, che hanno un effetto lassativo molto forte, molto forte. Una nuova norma entrata in vigore dai primi di aprile di quest'anno dice che l'aloe parte esterna uso lassativo non si può più usare. Ritornando al discorso dell'aloe gel invece, si può utilizzarlo per bocca, c'è chi prende un mezzo bicchiere, un bicchierino ogni giorno, purché stiano attenti, soprattutto le persone che fanno uso di farmaci cardioattivi, gli antiaritmici per esempio, e anche degli farmaci che abbassano la pressione. Perché? Perché l'aloe gel protratto nel tempo può dare
abbassamento del contenuto di potassio. Nessun problema, anzi è da stimolare l'utilizzo dell'aloe gel uso cutaneo. Che proprietà manifesta? Proprietà antinfiammatorie e idratanti molto forte. Si utilizza nelle piccole abrasioni, si utilizza nelle insolazioni come dopo sole quando si va al mare. Per cui aloe gel uso topico da incentivare. Aloe gel uso orale con attenzione. E siamo tornati a Volpago, nella sede della cooperativa agricola. Qui ci sono le mezzene. Presidente, come faccio a capire che gli animali che abbiamo visto prima sono queste mezzene? Negli animali certificati con quella razione che li abbiamo visto prima sono poste queste etichette che richiamano il marchio che è stato registrato agricola autentico. Che sarebbe disciplinare. E questo vuol dire che queste fanno parte del disciplinare. Per il resto, l'etichetta che voi vedete qua è l'etichetta rilasciata in macello, dove ci sono i numeri progressivi di macellazione, la data di macellazione, il paese di nascita e il paese di allevamento, in questo caso Francia-Italia, perché l'animale, essendo stato importato in Italia oltre i 30 giorni di età, bisogna riportare tutti e due i paesi di allevamento, il paese di macellazione, in Italia con il numero del macello dove è stato macellato e la marca auricolare. Poi questa ulteriore etichetta la mettiamo noi quando le mezzene arrivano qua, perché ci diamo un lotto di lavorazione nostro. Questi animali qua, quando io richiamo quel lotto, qualsiasi pezzo, qualsiasi parte anatomica di questo animale mi si riporta a questo animale qua. Ogni mezzena ha un suo certificato che la segue, dove va riportata praticamente la carta d'identità dell'animale e va fino in negozio, va esposto in negozio. Quindi quando voi in negozio vedete questi dati, sono della carne che c'è in punto vendita. Adesso linea ad Adriano Favaretto, poi andremo a vedere come questi quarti diventano i tagli che troviamo in negozio. Oggi parliamo della potatura dei cespugli da fiore. La prima cosa da fare è potarli dopo la fioritura, non prima, tanto per sbrattarsi una volta. E ora, in questo caso ci troviamo di fronte a una pianta di un cespuglio di Cianomelis, o meglio conosciuto come Cidonia o Pyrrhus. Vedete che c'è ancora qualche fiorellino. Soliti attrezzi per la potatura: forbice o al massimo il forbicione, no altri attrezzi. Adesso si va dentro e si va a ridurre. Certamente sempre quello prima che intriga, anche per l'ingombro che avete, lo spazio. Queste potature non è detto che le dovete fare ogni anno. Se non danno fastidio potete farle massimo ogni 2 anni. Rinnovate la pianta. Prima di tagliare, guardate la parte del ramo e andate a potare sopra della nuova vegetazione. In questo caso vedete che è bella, già di 20 centimetri. E questa porterà fiore l'anno prossimo. Eccola, quindi io vado a tagliare così. Quando tagliate cercate di fare un taglio obliquo. Avete sentito questo rumore, che non è certamente di un aereo, ma era di un colombaccio che qui a 2,5 metri di altezza ha nidificato. Mi raccomando, prima di potare le piante, date un'occhiata in mezzo a questi cespugli. Se vedete dei nidi, lasciateli stare e poterete, quando loro vanno via, che hanno già avuto i piccoli, e se ne vanno, perché poi non tornano più sul stesso nido. L'ultimo ramo, e come potete vedere, la pianta è stata potata, è stata mantenuta la forma di cespuglio. Adesso lei sviluppa, quindi questi tagli magari vengono coperti. Mi raccomando, sapete che dovete farli, nonostante stiano vegetando, dopo la fioritura tagliate, perché così c'è il tempo per loro di prepararsi a febbraio prossimo per la fioritura. Presidente, qui che cosa abbiamo? Allora, qui abbiamo una mezzena che ha 6 giorni di macellazione, che vi ho fatto tagliare perché vi rendiate conto del colore e della qualità della carne. Questo invece è un posteriore di un altro animale, ma sto a 25 giorni di frullatura,
e che serve soprattutto per dare tenerezza alla carne. La floratura è una cosa che potete fare voi e che la GDO, la grande distribuzione, difficilmente fa, anzi non va proprio. No, loro non lo fanno per una questione economica. Primo perché comunque la frollatura, lasciando un posteriore in frollatura, hai il calo peso. Secondo, hai lo scarto che poi hai perché devi rifilare, perché stando là a questo periodo la carne esternamente si ossida. Poi hai tutto il costo della lavorazione di dover ripulire, mentre se tu lavori il fresco vai via dritto, non scarti niente. Però la floratura è garanzia di una qualità. È tutto un altro prodotto, è come bere un vino che ha 3 anni o un vino di 15 giorni. Qui abbiamo sostanzialmente mezzo animale sul tavolo. Sì, praticamente qui da una mezzena manca solo la pancia. Quindi qui abbiamo il reale che disossato o in osso resta reale. Questa è la punta di petto che in questo momento è ancora l'osso, ma può essere disossata o no. Questi sono i tagli anatomici alla spalla. Quindi abbiamo il girello, lo scapino. Che serve per? Brasato soprattutto. Questo è proprio il pezzo più pregiato per il brasato. Il girello di spalla che si presta comunque per la stessa. La fesa di spalla, che è l'unico taglio assieme a una parte del reale per le fettine, per fare delle scaloppine, il muscolo e la copertina di spalla, che è il taglio più adatto per lo spezzatino, perché è un taglio molto morbido da spezzatino. Questa invece è la coscia. I vari tagli anatomici della coscia. Quindi abbiamo il sottofiletto, che è il taglio più pregiato, che logicamente è da fettine. Il sottofiletto credo che conoscano tutti. La noce e la fesa, da fettine lo stesso, un taglio molto pregiato, molto morbido. Il girello di coscia, che è il taglio più adatto per fare il carpaccio, perché è un taglio molto magro. La sottofesa, che può essere divisa a questo livello, e abbiamo la punta di sottofesa che si presta molto bene per farla tagliata. La parte rimanente della sottofesa o si fanno fettine, è una fettina che in questo caso di scottona del genere frullata così è comunque tenera, però in genere è il taglio un po' più robusto della coscia, si presta a fare roast beef all'inglese d'estate, che va via tantissimo, oppure a fettine impanate alla pizzaiola. Abbiamo lo spinacino, che anche questo può essere utilizzato da tagliata, il campanello, che è un taglio che va molto bene per il brasato, e il geretto, che disossato diventa muscolo, così com'è si fa a fette e si fanno gli ossi buchi. Come faccio io a vedere che è carne buona? Vede il colore, la chiarezza della carne, poi lo quindi vedrete. Carne non scura? Beh, scura se vede della carne scura perché è vecchia di banco, è una cosa. Se è scura perché è scura di suo, o è un animale alimentato male o un animale che ha magari qualche anno di età. Bene, adesso è il momento delle previsioni e poi andremo in negozio. Continua su tutte le nostre zone un afflusso di aria instabile da nord, e questo è dettato dalla posizione anomala dell'anticiclone atlantico, che invece di stare sulle Azzorre si spiega verso nord, verso il nord Atlantico, e da questa posizione sul suo bordo orientale, quindi verso di noi, costituisce proprio un'autostrada, un binario dell'aria fresca e instabile che, come dicevo, investe un po' tutto il nord. Poi in seno a quest'aria instabile si formano sistemi perturbati, in parte attenuati dalla catena delle Alpi, in parte no, e quindi abbiamo questo tipo di tempo, come da qualche giorno, da qualche settimana, variabile, a tratti instabile e perturbato. E anche per questi prossimi paio di giorni avremo ancora un po' di instabilità, di variabilità. Abbiamo visto sabato, domenica ancora, abbiamo la prima parte all'insegna del tempo variabile, qualche schiarita, quindi tutto sommato passabile. Poi nella seconda parte invece prevale appunto l'aria instabile, passa un ramo di un sistema perturbato e quindi la situazione peggiora notevolmente, con un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni abbastanza diffuse.
Poi la settimana prossima inizierà l'insegna ancora di una variabilità però più attenuata, la situazione sta guarendo ma molto lentamente, quindi avremo della nuvolosità a tratti intensa, a tratti addirittura scompare, quindi ci sono i rasserenamenti. Poi a metà però settimana c'è il passaggio, è previsto il passaggio di un sistema perturbato, quindi avremo di nuovo la possibilità di qualche precipitazione anche a carattere temporalesco. Questo perché? Perché comincia il caldo, le temperature alte fanno sì che c'è più energia nell'atmosfera e l'energia costituisce la possibilità che le piogge si trasformino in temporale, quindi è un'energia sospesa che poi si può scaricare appunto attraverso i temporali, però è una cosa veloce, quindi poi fine settimana dovrebbe essere all'insegna ancora del tempo discreto. E i venti saranno deboli, c'è qualche rinforzo locale, ma nulla di più. Ecco, le temperature sono state veramente l'elemento anomalo di questi ultimi mesi addirittura. Crescono lentamente, soprattutto le minime, infatti ormai abbiamo delle minime tra i 12, 13 e i 15 gradi, quindi sono buone, anche abbastanza alte, mentre le massime non crescono, non sono molto alte, comunque si porteranno tra i 21 e i 22 gradi. Diciamo quando ci sono le precipitazioni ancora potranno essere nevose, ma si parla di 2200-2300 metri di quota, questo quando qui pioverà, ecco, nella seconda parte sia di sabato che di domenica. Per quanto riguarda l'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Presidente, questo è il vostro punto vendita, che non è un punto vendita solo di carne. Il nostro punto di forza è vendere sempre e comunque prodotti di provenienza dal mondo rurale. Abbiamo diverse cooperative socie che ci forniscono i formaggi, i vini. Abbiamo delle aziende agricole che producono ortaggi. La nostra filosofia è stata quella di sposare sempre la qualità per quanto riguarda la carne, ma anche tutto il resto. Qualità, però in qualche caso anche solidarietà. Abbiamo il parmigiano reggiano che lo prendiamo da una cooperativa in provincia di Modena, precisamente da San Posidonio, che abbiamo conosciuto in momento del terremoto, con la sezione di Treviso degli Alpini. Quella volta gli abbiamo anche regalato la macchinetta dell'acqua perché avevano problemi col terremoto per l'acqua potabile. La stessa cosa l'abbiamo fatta in collaborazione con Unicarve, l'abbiamo fatta a Norcia. La cooperazione ha un futuro in questa nostra società dopo questa sua esperienza, al di là del prodotto? Io credo che per certe realtà agricole non ci sia alternativa alla cooperazione. Il problema è che ancora magari qualcuno non ha la mentalità cooperativa. Stare in cooperativa è collaborare con gli altri, perché se uno pensa di essere socio in cooperativa e pensa solo agli interessi propri, forse è meglio se non fa parte di una società. Ecco, a un giovane la parola qualità, secondo lei è importante? Io dico sempre che il cliente che cerca solo il prezzo non è un cliente di nessuno, perché nel momento in cui uno ha il prezzo più basso del tuo, non è un cliente tuo, va dall'altra parte, quindi quello non è un tuo cliente. Il cliente tuo è quello che ti si è affezionato perché si fida di te, perché si fida di quello che gli dai ed è contento del servizio che gli dai. Questo. Grazie Presidente, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola la lasciamo a Beppe Fantin e le sue vignette dell'Agrifoglio e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, Agrifoglio di primavera, finalmente la stagione dove sboccia la natura, le giornate diventano più calde e no, più tiepide, no, più fredde. Quest'anno la primavera è fredda e la vignetta di oggi ho voluto immaginare proprio un frutto che nasce in primavera e che si trova in questa situazione, l'asparago bianco di Badoere, che a questo punto diventa l'asparago bianco e basta. Ho voluto immaginarlo mentre dice il proverbio di questo mese, ovvero aprirle non ti scoprire, mentre l'altro, infreddolito, gli risponde ma Questa è la vignetta di oggi, io vi saluto, vi do appuntamento all'ultimo sabato di maggio, sperando che sia anche una primavera un po' più calda. Ciao a tutti!